No, I'm not a writer. Ok, stiamo entrando nel centro di Lubiana e come tutte le grandi città direi che mi fa da cagare. Abbastanza, sì. Vediamo dopo, dai. Là c'è un castello, là in alto. Un culo! Alessia, non lo stavo guardando. Allora, lì all'entrata vedo c'è un parcheggio, vedi dove c'è il camper e il corvo che ha lo scarico, ma mi sembra di vedere anche un rubinetto dell'acqua. Quindi se riusciamo andiamo là, mi faccio l'acqua e a vedere dove riuscire a girarsi. Che è qua? Un Wild West e là, va che abbiamo visto la maialona là con le chiappe per aria che nettava. Guarda che chiesa strana CP, vedi? È un po' strana. Noi non sappiamo cos'è, perché noi di Lubiana non sappiamo niente. Questa è la nostra prima volta e adesso giriamo verso il centro. Vediamo di trovarci un parcheggio o qualcosa. Come non detto, qua hanno chiuso per lavori. Ciao teenager slavi. Siamo praticamente arrivati. Hai capito CP? Guarda la toppa locale, quella bionda, eccola là la toppa locale, la vedi lì in fondo? Ma non mi sembra proprio quel granché però, Boh, bisogna che scrivo una lettera di protesta qua. A chi non lo so, CP, preoccupati tu. Tira fuori gli indirizzi e noi scriviamo. Ciao toppa locale! Questi invece sono i strafatoni locali. CP, siamo nel centro di Lubiana, hai capito? E adesso io e te dobbiamo trovare un parcheggio, hai capito? Per parcheggiare. Non so dove, mi dicono qua Prosto e allora giriamo dove c'è il Prosto qua, Aspetta, non pinciamo il capo qua. C'è la polizia, vedi? Qua sotto, no, ma non ci entro, tati bei del signor. No che entro? Sì. Qua ti carichi la macchina elettrica. Capito me hai. E noi vabbè dobbiamo trovarci un semplice parcheggio per fermarci un attimo, vedere se abbiamo voglia di fare un giro in centro. Che dici CP? Ma mi sembra molto affollata come zona, è un po' una Mestre, no? Dei posti nostri. Sì, guarda, niente più, niente meno, è proprio una Mestre sta Lubiana. Per quello che l'ho girata, che l'ho vista, mi fa abbastanza da cagare. Che dici, Emi? D'altronde noi abbiamo gusti un po' così, probabilmente abituati a tutto il bello della nature. Adesso ci troviamo ste robe e diciamo, che cazzo è sta merda? C'ho tanti negozi e mi faceva voglia vedere un po' i negozi, sempre che magari vendono robe strane, le bibite strane, tutta la roba diversa, hai capito? Però boh, io vado un attimo avanti. Bye Lubiana, vado via subito io, per carità di Dio. Ti avevo lasciato, scusa, ti avevo lasciato il tergicristallo davanti, quindi non hai visto neanche le toppe. Adesso non lo so, taglierò la parte delle toppe se non si vedono. Mosche, cazzo. Già le toppe non si vedono, già le toppe sono brutte, in più sono anche le mosche rompicazzo, no Ma sì dai, io sto andando un po' dentro e fuori dalle viuzze alla cazzo, così, alla cacchie, vedi che qua c'è un parcheggio. Allora noi andiamo piuttosto in questo parcheggio qua, no? Com'è che si entra? Allora, ok, ma non c'è nessuno di qua. Ah no, ma è anche chiuso, e allora che cacchio segna il parcheggio? Infatti anche questo ha detto, porca di quella troia, cosa mi segni? Tutti... Aspetta, facciamo passare il nonno locale con la bici della BT Wing. Guarda l'area cani slavi, hai visto? Sono tutti cani slavi che fanno le cose slave. Ciao, la situazione non è molto simpatica. Ero entrato dentro una specie di vicolo cieco per girarmi, c'è tutta la gente che passava, un casino, non si vedeva un cazzo. E ci ho lasciato giù un pezzo di paraurti. Ciao paraurti. CP, bisogna trovare un altro paraurti adesso, questo qua è un po' andato.
Yuri racconta, sei un po' infelice che ti sei staccato il paraurti? Beh sì, quando lo trovo io adesso il paraurti, cazzo, che lavoro sempre, cioè adesso che ritorno, quando cacchio lo trovo, porca di quella troia, vado via con un tocco mancante del paraurti, cioè vabbè zingano fuori avevo detto, però insomma dai, manco il paraurti. Qui a Lubiana da vedere c'è il grande parco, che ci siamo passati prima, non è che mi ispirasse quel granché, certo sì è grande però non mi diceva niente. Poi c'è la città dell'arte, diciamo, c'è un piccolo, come si può dire, una piccola borgata dove ci sono tutti le mura e gli edifici verniciati con i murales, in più c'è anche qualche scultura fatta con le biciclette, con i ferri, cose strane, però la strada per entrare aveva i lavori in corso, però ho detto ascolta, avevo già anche sbattuto il paraurti, ho detto ascolta vai Mona, va, corri. Allora niente, stiamo andando via. Altro di Lubiana c'è lo zoo che è molto grande, ma non sono il tipo di andare allo zoo, e quindi niente, io voglio un posticino tranquillo, qualcosa da gustare, qualcosa da appagare la vista, i sensi proprio, tipo oggi quando eravamo in quelle vallate lì, no? Adesso devo solo farmi passare un attimo la depressione depressione. È vero, se la serie non mi sbatte un cazzo, ok, però non è che io adesso posso andare da un carrozziere a qualcuno e dirgli facciamo, brighiamo, anche perché col camper mi sposto, cioè, capisci, e ci mangio e ci vivo, insomma, no? Quindi, che faccio? No, mi consolerò facendo le facce alla gente. Porca troia. Vabbè, la Slovenia per farsi perdonare mi fa sto tramonto qua. Vabbè dai, per stavolta può andare. Bello. Aspetta che non mi casca anche la GoPro per terra, ma mancherebbe solo quella, ragazza. Piccola deviazione perché ho detto guarda che carina sta chiesetta, ma non ha come si dice il cimitero, quindi il piccio dell'acqua. Porto sempre nei posti un po' così io, un gatto slavo, è il gatto slavo, ma sì, è slavo, dai, è slavo, il gatto slavo, è tutto molto bello, tranne il paraurti che mi si è pinzato è il fatto che non troviamo l'acqua, perché almeno una doccia, come sei nei film quando uno subisce un trauma, no? Vai in doccia come per sciacquarsi via il dolore, i brutti ricordi, una roba del genere, credo, no? E io devo fare uguale per il mio paraurti, no? Devo farmi la doccia, mi metto là seduto nel mio doccino col doccino in mano, perché sai, giustamente quello ho.